Buonasera, benvenuti all'ultimo incontro del nostro ciclo di incontri con l'autore. Abbiamo recuperato finalmente la presentazione del primo romanzo di Cristina Gregorin, L'ultima testimone, che doveva inaugurare il ciclo il 6 marzo, se non ricordo male. Poi per le note vicende abbiamo dovuto spostarlo in coda. Siamo sempre ad abitare Tre, dei fratelli Trevisan, e devo ringraziare sempre Mestre Mia, Francesco Chico Brunello e Andrea Sperandio, che appunto hanno dato l'opportunità di creare questo spazio letterario di presentazione libraria. Allora, veniamo a noi, Cristina. Si tratta di un romanzo, L'ultima testimone, un romanzo che è uno spaccato di un momento storico del nostro paese molto particolare. E se io dovessi utilizzare un aggettivo per definire questo romanzo, lo definirei sicuramente necessario, perché ci vuole un certo coraggio per affrontare certi temi della nostra storia recente che non sono stati molto studiati e molto esplorati per i motivi che andremo a esplicitare insieme, dialogando con l'autrice. Allora, essendo un romanzo c'è una storia, ci sono diversi protagonisti, tutto nasce dalle ultime parole di Bruno Tommasi, un nonno che prima di morire sul letto di morte lascia una pesantissima eredità al nipote e gli dice: ti prego Mirko, trova Francesca Molin per la pace di tutti. Quindi questa Francesca Molin ha un segreto, custodisce un segreto che deve essere svelato. In un qualche modo questo romanzo è anche un po' un romanzo, non dico giallo, ma c'è un mistero che si dipana lungo le più di 300 pagine, sono 317 pagine, e che alla fine troverà una soluzione molto sorprendente che porterà la verità su una vicenda storico-politica molto complessa. Allora, siamo nel primo dopoguerra, cioè all'inizio del secondo dopoguerra, insomma i primi anni del secondo dopoguerra, siamo a Trieste, e già questo vi può far capire su che terreno ci stiamo muovendo, terra di confine, terra martoriata, una terra che ha subito molte dominazioni, una terra che ha sempre desiderato la libertà, ma soprattutto l'italianità, con l'irredentismo e tutto quello che ne consegue. Una terra complessa che Cristina Gregorin ci racconta con una grande onestà intellettuale, mettendosi anche a rischio di non essere compresa fino in fondo. Ma chi vuole capire capisce, e quindi adesso ne parliamo. Io partirei da queste domande. Quando finisce una guerra, basta un trattato di pace perché si possano mettere da parte la paura, l'odio, il rancore, i traumi che gli eventi bellici hanno portato, lasciando degli strascici e dei segni indelebili in chi la guerra l'ha vissuta sulla sua pelle? È un po' questo il nodo da cui si dipana tutta la storia, perché il segreto che conserva dentro di sé e che farà molta fatica a far emergere dai suoi ricordi di bambina questa Francesca Molin, che è l'oggetto della ricerca del nipote del nonno, appunto, che muore, lasciando questa indagine aperta perché venga svelato questo segreto. Come ne vogliamo iniziare a parlare? Beh, intanto io inizio ringraziando tutti voi, te per la bellissima introduzione, per la recensione che mi hai fatto su carta. Ringrazio Andrea per la bella pagina su Mestre Mia e ringrazio a tutti per l'ospitalità. Allora, come si comincia a parlare di una cosa così? Intanto possiamo dire che se apriamo un giornale, oggi un qualsiasi giornale, noi vediamo tante questioni in tutto il mondo molto vecchie che tornano fuori e che quindi si vede che hanno lasciato delle cicatrici anche nelle generazioni successive.
pensiamo a tutte le vicende dei monumenti che sono stati buttati giù perché non corrispondono più all'identità di oggi, pensiamo alla questione delle ragazze madri in Irlanda che la Chiesa ha dovuto in qualche modo anche risarcire almeno dal punto di vista morale, pensiamo alle vicende dei ragazzini Inuit in Canada, ma anche alle comfort women, alle donne coreane rapite dai giapponesi. Là ci sono proprio dei veri processi in corso e vi sto parlando di cose che hanno 70, 100, 120 anni e sono cose che potremmo dire distanti, dimenticate. Evidentemente no, qualsiasi atto di violenza collettivo non si cancella con nessun trattato, non si cancella in nessun modo. C'è evidentemente una responsabilità collettiva, un lutto collettivo che non può essere semplicemente tacitato perché il tempo passa. E quindi io ho parlato di queste vicende che si è cercato di tacitare per motivi politici, come dicono tutti gli storici. Non sono vicende segrete, perché in ambito accademico di queste cose se ne è parlato, se ne è scritto molto. Gli storici tra di loro litigano molto perché poi hanno anche opinioni diverse, però diciamo che questa discussione non si è mai spostata dall'ambito accademico a quello pubblico, perché noi parliamo della seconda guerra mondiale, quindi della perdita di 2/3 di un'intera regione italiana, che è appunto il Venezia Giulia, e ne parliamo soltanto nel giorno del ricordo. Ora, io sicuramente, questo è anche chiaro nel libro, non ho nessuna, come dire, sentimento di rivalsa o altro, però certo mi piacerebbe che gli italiani conoscessero queste vicende, come io conosco le storie tremende dell'immigrazione dal sud verso il nord, e tutti i dolori e le lacerazioni che hanno provocato, cioè mi piacerebbe che anche gli altri italiani conoscessero le lacerazioni che ci sono state sul confine orientale d'Italia. Questo perché penso ci unirebbe di più come italiani, forse ancora una volta una ricerca di identità ma anche di condivisione con gli altri. Sì, allora tu parli di una Trieste come una città labirinto di sentimenti, no? Perché ci sono sentimenti contrastanti che hanno diviso la popolazione, con colpe e responsabilità da entrambe le parti, con violenze da entrambe le parti, da parte dei titini che sono entrati in città urlando Trust je nas, cioè Trieste è nostra, no? Dopo la fine della guerra, perché l'Italia è stata liberata, ma Trieste non è diventata italiana dopo la fine della guerra subito, ci sono voluti alcuni anni di zona, la zona B, questo confine che era molto, molto labile e non si sapeva bene che cosa sarebbe successo. Quindi dopo una guerra così sanguinosa, dopo storie molto drammatiche da una parte e anche dall'altra, perché è vero, il fascismo ha imposto l'italianità ad una comunità slovena che si è sentita chiaramente perseguitata, si è sentita non riconosciuta, quindi questo bisogna dirlo, certo. Però bisogna anche dire che anche i titini, quindi diciamo la parte comunista, ha avuto le sue responsabilità, ha perpetrato le sue violenze, quindi insomma è una storia complessa, molto molto complicata, è molto difficile stare da una parte o dall'altra, l'importante è conoscerla, sapere che cosa è successo e anche rendersi conto che per qualcuno, come i protagonisti di questo romanzo, perché i protagonisti sono diversi, noi abbiamo parlato di questa Francesca, di Bruno che appunto muore lasciando questa eredità al nipote, ma poi ci sono gli amici di Bruno, dell'anziano nonno, no? Che vivono a Trieste e che hanno vissuto un'esperienza drammatica durante la guerra, la resistenza, ma nel dopoguerra poi hanno continuato a fare giustizia. Per questo ti chiedevo quando finisce una guerra, se con il trattato di pace o se c'è chi vuole fare giustizia anche dopo, continua a cercare i responsabili delle atrocità e si fa giustizia un po' da solo, un po' insomma, in qualche modo. Non è così proprio. Sto semplificando chiaramente perché certo. Il romanzo è complesso, quindi sto volutamente semplificando.
Non è che proprio si facciano giustizia. Insomma, fanno in modo attraverso delle ricerche, attraverso dei dossier che costruiscono, no? C'è questo personaggio di Liliana, che è un personaggio molto, molto particolare, anche un po' inquietante, che conosce la verità e che ha coinvolto questa bambina Francesca nell'epilogo della storia, quella verità che alla fine si dovrà scoprire, ma non si può dire troppo perché essendo quasi un giallo non posso sbilanciarmi più di tanto. Tu scrivi: alcuni uomini si muovono lungo i confini della storia in modo irregolare, qualche volta precorrendola, altre volte attardandosi, mancando sia gli uni che gli altri di restare nel loro tempo. Forse anche questa è un po' la chiave di quello che succede ai protagonisti? Beh sì, dunque nel 1945 siamo a meno di 30 anni dalla fine dell'impero austro-ungarico, cioè Trieste era dalla fine del 300 sotto l'impero austro-ungarico, e se è vero che aveva rapporti con il mondo veneto soprattutto, perché pensiamo all'Istria, i rapporti erano molto stretti e si parlava anche una lingua veneta a Trieste, la cultura umanistica era quella italiana, però da un punto di vista amministrativo, economico, avevano tutte delle strutture tipiche dell'impero asburgico. Quindi quando nel 18 Trieste diventa italiana, non diventa italiana in tutto, si riconosce come identità e appunto come cultura umanistica, artistica in Italia, però dal punto di vista amministrativo rimane ancora asburgica e questo secondo me non è una cosa da poco, cioè, l'amministrazione significa dare ordine al quotidiano, svolgere tutte le cose di ogni giorno secondo un ordine preciso, quindi Trieste aveva già questa identità italiana ma non troppo. Ad esempio un episodio personale che non ho citato nel romanzo, ma mio nonno che era andato a fare il marinaio nel 1919, aveva 18 anni, gli avevano detto tu sei un austriaco e lui aveva risposto tirando un bel pugno e quindi c'erano proprio queste cose, lui sentiva quasi come un'offesa essere chiamato austriaco, però voleva dire che gli altri suoi commiltoni lo recepivano come qualcosa di diverso. E quando io ero piccola comunque gli italiani che venivano a Trieste dicevano sempre ma sembra di stare in un altro paese, non sembra Italia, eccetera. Quindi a Trieste c'è sempre stato non un problema di identità, ma una questione che è una cosa diversa, cioè le identità erano molte, poi la città era multietnica e quindi c'erano gli armeni, i greci, gli ebrei, ma c'erano veramente tantissime comunità straniere. Anche tedeschi? I tedeschi, gli austriaci, i serbi, i croati, no, veramente c'erano tantissime comunità. E quando nascono i nazionalismi, quella è una grandissima violenza. È anche interessante che il nazionalismo era un movimento giovanile, no? E allora si vedevano tutti questi giovani come profeti andare nei paesini della Moravia o tra i contadini della Boemia e così anche tra quelli dell'Istria, e li andavano a convertire, gli dovevano dire che loro non si dovevano sentire asburgici ma si dovevano sentire moravi o boemi o appunto istriani, però nel senso di italiani da noi. Quindi il nazionalismo è stato un movimento giovanile lacerante che ha portato l'Europa alla prima guerra mondiale. E quindi anche a Trieste la questione dell'identità era un territorio piccolo dove tutte queste identità convivevano e quindi è diventata una miscela esplosiva proprio perché il territorio era molto piccolo. Comunque era molto importante la lingua come fattore identitario, la lingua era italiana e quindi cultura, non c'era dubbio, no? Umanistica sì, quindi non c'era dubbio che i triestini si sentivano italiani, quindi dovendo scegliere da quale parte stare, quella era l'Italia. E questo è stato fatto con grande passione, con grande impeto da chi si è esposto, dagli irredentisti. Tutti gli altri hanno taciuto. Però dopo il 18 ci sono i cosiddetti austriacanti che non riescono a credere che quel mondo è finito. E quindi però si devono tenere molto segreti e molto nascosti, perché abbiamo un nazionalismo forte, potente.
E quindi nel 1945 noi abbiamo tutti questi elementi, abbiamo ancora gli austriacanti, e poi abbiamo ovviamente i democratici, abbiamo i comunisti, pochissimi a Trieste, e abbiamo i socialisti, che ce ne sono un po' di più. Insomma, abbiamo tanti movimenti, e però tutti indecisi sia dal punto di vista nazionale che da quello ideologico. Perché indecisi sul punto di vista nazionale? Perché gli austriacanti ovviamente si sentono italiani ma non tanto, i comunisti loro guardano l'internazionale comunista, e invece i democratici, ecco, diciamo, oppure la parte più conservativa sicuramente italiana. Quindi a Trieste qualsiasi scontro ideologico diventa anche uno scontro di nazionalità. Ecco, ci sono anche i fascisti però. Sì, cioè, sì, questo certo. bisogna dirlo, Certo, nel senso che, e questo guarda, io te lo dico anche perché mia mamma è fiumana, quindi io conosco molto bene la questione dell'identismo fiumano. Mio nonno faceva parte della Giovane Fiume, quindi insomma è stato internato in Ungheria nel 1915 all'inizio della prima guerra mondiale proprio per irredentismo. E la questione del fascismo di queste terre di confine era una questione molto particolare, perché loro in realtà, almeno da quello che mi raccontava anche mia nonna, vedevano il fascismo come l'Italia, no? Il fatto che si batteva il fascismo per farli diventare italiani, quindi non era una questione più di tanto politica, ma era proprio una questione identitaria, come giustamente hai detto tu. Poi molti si sono resi conto di che cosa significava e quindi hanno modificato insomma il loro percorso, se non politico quantomeno così di comprensione di quello che stava accadendo. E questo fatto li ha portati a essere riconosciuti poi nel momento in cui hanno abbandonato Fiume, dopo appunto la fine della guerra nel 1946 per le persecuzioni determinate dai titini eccetera, insomma sono venuti in Italia e sono stati bollati come fascisti e hanno sofferto molto di questo, perché poi in realtà non erano compromessi col regime, erano persone che facevano la loro vita, almeno quelli che insomma della mia famiglia, quindi c'è anche questo aspetto, no? Sì. In un certo senso. Sì, no, ma assolutamente, c'era il fascismo di frontiera è un tema molto grosso, appunto era poi una questione di identità, ma c'erano anche le squadre fasciste che andavano a picchiare gli sloveni, questo si picchiavano già tra di loro sotto l'impero asburgico quando il fascismo non esisteva, e dopo hanno continuato, insomma, c'è stata questa cosa qua. Io volevo dire una cosa sui partigiani di Tito. Erano partigiani perché facevano una lotta di liberazione dal nazifascismo, partigiani che hanno pagato un prezzo altissimo, altissimo, perché combattere quasi a mani nude contro i nazisti non era una cosa facile, però al contempo loro facevano una rivoluzione comunista, quindi loro avevano anche altri obiettivi, non solo come i partigiani italiani o quelli francesi di liberare il proprio paese, loro facevano una rivoluzione. E infatti quando si parla delle foibe bisogna ricordare che il numero maggiore di persone finite nelle foibe in realtà sono croati, serbi, sloveni, insomma, o naturalmente insomma di tutte le persone dell'ex Jugoslavia. Quindi loro facevano una lotta contro il nemico del comunismo, e questo è molto importante. Poi naturalmente se uno paragona quello che i russi hanno fatto a Berlino quando sono entrati nel 1945 e quello che hanno fatto i soldati di Tito quando sono entrati a Trieste, non ci sono confronti, non ci sono state le atrocità che ha dovuto vivere Berlino, quindi questa cosa insomma bisogna anche dirla. Ecco. Bene, tornando alla trama del romanzo, una cosa dobbiamo dirla: qual è il mistero che va svelato? La morte di Vasco, perché gli amici sono tre che erano giovani all'epoca, uno appunto è morto, gli altri soprattutto le donne, Liliana e Ada, la nonna di Francesca, sono ancora vive, Vasco è morto. Ma c'è un mistero su questa morte, un suicidio, una morte che però sembra non chiara, quindi questo è il nodo da sciogliere, il mistero da svelare, e di cui non diremo granché, però bisogna dire che negli anni 60 questi tre amici
Bruno, Vasco e Liliana, con Ada un po' più, diciamo, in seconda fila, meno esposta, continuano una guerra in nome di una loro personale idea di giustizia, per pareggiare un po' i conti, no? In qualche modo. Beh, una guerra forse un pochino troppo, cioè sì, no, insomma, no, ma non è una guerra. Come la chiameremo? Sì. No, allora, intanto io mi sono molto divertita, non lo so, ma insomma mi è piaciuto molto rappresentare tante generazioni diverse, perché è vero che parliamo dei novantenni, no? Come Bruno, sì, come Bruno e come Alba, che hanno più di 90 anni, però li vediamo anche quando hanno 17 anni, quindi io in realtà mi sono mossa tra le generazioni. Poi c'è Francesca che ha appunto sopra i 50 e c'è Mirko, lo storico, il nipote di Bruno, quello che ha il compito di svelare il segreto, che invece ha una decina di anni di meno. Quindi a me è piaciuto molto andare attraverso le generazioni. Per me interessava anche la questione del trauma della guerra, cioè i 17enni che si sono trovati nel 43 senza nessuna preparazione militare, perché non avevano neanche fatto il servizio militare, e si sono trovati a essere letteralmente in Istria braccati, perché venivano portati via o dai partigiani o dai nazisti. Quindi dai nazisti venivano mandati a lavorare nei campi di lavoro, che potevano essere più o meno duri, insomma a seconda della fortuna che si poteva avere, e dai partigiani ovviamente venivano portati via per la lotta partigiana. Praticamente. Erano tra due fuochi. E dei 17enni che cosa fanno in quel momento? Senza nessuna preparazione, buttati là così, vedono delle atrocità. Io mi sono sempre chiesta a quella generazione come ha fatto a venirne fuori, perché almeno uno di 20 anni aveva fatto il servizio militare, si era trovato in un contesto, si era messo una divisa addosso e insieme ad altri uomini aveva preso un fucile in mano, in qualche modo aveva una minima idea. Un 17enne no. E a me questa cosa proprio interessava moltissimo. E quindi poi quando diventano degli adulti, questo è un trauma di cui non si possono liberare. Io so anche di esperienze di soldati tedeschi che dopo la guerra non sono quasi riusciti a sopravvivere. Ci sono migliaia di suicidi di cui non si parla, di militari dopo le guerre, dopo tutte le guerre, e anche di molti, ad esempio mi aveva colpito, di molti tedeschi dopo la seconda guerra mondiale che si sono ritirati nei monasteri. Quindi questo è un trauma collettivo. Quella volta non c'erano psicologi che aiutavano queste persone e se la sono dovuta affrontare da sola, cioè molti infatti sono, insomma, hanno avuto delle fragilità psicologiche molto forti. A Trieste si praticava spesso anche l'elettroshock, a San Giovanni il manicomio era pieno di profughi che avevano visto cose terribili. Avevano visto cose terribili anche perché vi ricordo che sono entrate 2 divisioni tedesche in Istria, cioè sono entrate la Prinz Eugen e la Hitler, e tra l'altro sono stati gli istriani a chiedere al comando tedesco di Trieste di intervenire. E poi c'erano ovviamente anche i partigiani slavi, insomma hanno visto atrocità, come anche in altre parti d'Europa, soprattutto lungo i confini orientali dell'Europa, e io mi sono immaginata insomma che loro questo piccolo gruppetto di amici qua non fossero riusciti a superare il trauma, tanto che Liliana ad esempio non si sposa, e Liliana, che sarà un po' anche la babysitter di Francesca, della protagonista, della persona che sa tutto riguardo a questo suicidio, ma che lei stessa non ricorda bene perché era piccola e perché ha voluto rimuovere determinati ricordi, neanche Francesca si sposa. Quindi c'è un po' un imprinting che viene dato da queste generazioni traumatizzate a quelle che seguono, e spesso anche le seconde e le terze generazioni si portano dietro come un'eredità questi traumi. Certo. Naturalmente li affrontano con strumenti diversi, non sono traumi diretti, sono delle inquietudini, no? Quindi Francesca è sicuramente una donna inquieta, ma Mirko anche. E ogni tanto la storia li sopravvanza. Credo che nel romanzo io ho parlato molto di storia, qualcuno avrebbe voluto anche di più, anche perché ne ho data fin troppa,
si sentono un po' schiacciati dalla storia. Ecco, io credo che noi a Trieste, per non aver risolto ancora queste tensioni della seconda guerra, non sono risolte e ci sono ancora queste inquietudini. E forse uno dei gesti più belli degli ultimi anni è stato lo scorso anno, quando Mattarella e Pahor si sono dati la mano. E questo lo dico non dal punto di vista della mia generazione, ma io ho sentito i vecchi a Trieste, quelli che la guerra l'hanno vista, quelli che erano bambini durante la guerra, quasi tutti mi hanno detto, io ne conosco tanti perché ovviamente gli ho chiesto un sacco di cose in questi anni, e quasi tutti erano molto commossi ed emozionati da quel gesto. È stato un gesto molto importante, un po' come Willy Brandt quando si è inginocchiato al ghetto di Varsavia. Quella naturalmente era un'atrocità senza nemmeno parole per definirla, ma insomma questi sono gesti simbolici estremamente importanti per cucire delle ferite collettive. Ecco, e quindi speriamo che seguano altri gesti di questo tipo. Sì, si parla molto di storia, si parla anche molto di memoria, sì. Perché l'abbiamo detto ma lo ricordiamo, Mirko, questo appunto detective sui generis che deve svelare questo mistero, è uno storico e si rende conto che il suo lavoro di storico è qualcosa che non lo può aiutare più di tanto in questa indagine, perché quello che lui sta ricercando ha delle tipologie completamente diverse. Ed è un po' spiazzato perché non è abituato a lavorare attraverso la memoria, attraverso i ricordi, quindi ci sono delle pagine e anche dei paragrafi molto interessanti in cui Cristina Gregorin affronta il problema della memoria, la memoria che non è mai oggettiva, ma ognuno ha la sua memoria, no? E quindi io mi sono segnata alcuni punti e vi leggo questo pezzettino a pagina 275, siamo verso il finale, ci stiamo avvicinando allo scioglimento del mistero, però in questo paragrafo non svelo nulla, non c'è nessuno spoiler. Mirko aggiunge che aveva sperato di trovare del materiale da utilizzare nei suoi lavori senza coinvolgimenti personali. Da studioso che si confronta con fonti scritte sa bene che la memoria è individuale e non sempre va d'accordo con quella degli altri. Solo i ricordi comuni a più persone possono ragionevolmente costituire una base di verità nei fatti. Ed è a quelli che lui si attiene. Questa volta, purtroppo, deve rassegnarsi davanti a una serie di ricordi attraversati da affetti, omissioni e rimozioni, e solo poche volte precisi. Il suo lavoro di storico si basa sull'analisi di documenti, su comparazioni di numeri e statistiche, ma la storia degli uomini, gli uomini la fanno con i sentimenti, spesso labili, incoerenti e transitori, e i parametri oggettivi per una loro disamina sono inadeguati. Ecco, quindi questo rendersi conto che una cosa è forse anche la contemporaneità dei fatti, sono troppo vicini, no? Mentre lo storico è abituato appunto a indagare momenti, avvenimenti, personaggi, battaglie che sono avvenuti tanto tempo fa, e quindi si deve far ricorso a fonti scritte, no? Equiparandole, perché non sempre tutte sono oggettive, quindi anche le fonti scritte possono avere un indirizzo, un'opinione che sta alla base, insomma possono essere non dico non veritiere, ma non oggettive. Però in questo caso i sentimenti sono intrecciati con quello che è successo, e anche il fatto della rimozione è un aspetto importante. Georges Perec, in un bellissimo libro dove parla proprio della memoria dell'infanzia, W, o la memoria dell'infanzia, racconta dei fatti personali che lui ricorda in un certo modo, poi adesso non mi dilungo più di tanto, ma il senso è quello che uno la sua memoria se la costruisce e anche si inventa la memoria, si ricorda delle cose che non sono avvenute come se le ricorda, e confrontandola con altri poi deve ammettere che motivi molto profondi lo hanno quasi costretto a modificare quella situazione, quella scena, anche con una fotografia di ricordi che invece forse sanano qualche ferita, aiutano a sopportare un trauma, e andando avanti con l'analisi, attraverso anche la psicanalisi, si riesce a comprendere
insomma si spera non proprio la verità, però quantomeno come si è lavorato sul ricordo. Ecco, il ricordo non è quasi mai preciso, ognuno se lo fa, se lo costruisce, no? Quindi anche questo aspetto mi è sembrato molto molto interessante del ricordo. E poi c'è anche la questione dell'infanzia, a pagina 308 scrivi: i bambini accettano ciò che ricevono, ma si deve crescere un po' per ribellarsi. Quindi Francesca, questa ginecologa cinquantenne ormai milanese, che torna a Trieste proprio perché le viene chiesto di tornare per partecipare a questa indagine, lei è molto riluttante, non lo vuol fare, poi invece un po' alla volta si lascia coinvolgere e fa rifluire i suoi ricordi, che sono molto traumatici, molto pesanti, che sono una situazione per una bambina difficile da assorbire, no? Anche questo è molto importante, molto interessante di questo romanzo, come i bambini superano i traumi o come se li portano dietro. E come non li superano, infatti. E questo è la stessa cosa per i 17enni che non hanno superato i loro traumi. Sì, la cosa è che il ricordo determina il modo in cui noi recepiamo la realtà. E io ricordo ad esempio una serie di interviste bellissime quando vivevo in Germania negli anni 90, nei primi anni 90, dove appunto si intervistavano ex soldati o vittime di guerra, insomma, che accettavano di parlare. Siamo nei primi anni 90, sono delle persone anziane, vestiti anche tutti molto bene per l'intervista, un'intervista molto neutra con lo sfondo nero, e loro cominciano a ricordare e pensano di avere una certa distanza, e poi qualcuno improvvisamente si mette a piangere perché si rende conto che si sta ricordando in modo sbagliato, che quello che lui ricordava fino a quel momento, mentre parla, la parola stessa gli muove dentro altre cose. Allora, se noi non studiamo la storia a scuola, la nostra percezione della storia è assolutamente falsata, perché avviene soltanto attraverso narrazioni. Invece è importante studiare la storia anche sui documenti, cioè sui documenti e anche sulle testimonianze, ma tenere sempre in bilico le due cose, perché i ricordi sono falsi. E io penso a Trieste, dove noi siamo tutti determinati dai ricordi delle nostre famiglie, eppure siamo tutti assolutamente in errore. Cioè, voglio dire, abbiamo soltanto la verità delle nostre famiglie, e forse anche loro stessi ricordano male, perché si tende a modificare i propri ricordi. Certo, sì. Ma lo sappiamo anche noi da giovani, magari ci si incontra con gli amici di scuola, si rivanga un episodio qualsiasi dell'adolescenza: a me è andata così, no, ma io mi ricordavo in un altro modo. Sì, sì. Anche nelle occasioni più felici, figuriamoci nelle occasioni pesanti. Esatto. E un bambino, poi ogni bambino ha delle sue strategie, ma molti bambini rimangono schiacciati, insomma. Sì, sì. Sì, quindi è un romanzo molto denso, molto ricco di tanti temi che ho trovato molto interessante, insomma, mi ha commosso e mi ha molto interessato, mi ha preso parecchio nel profondo. Grazie. Anche perché tante cose non le sapevo, dico la verità, non le sapevo, e mi ha spinto un po' ad approfondire e andare alla ricerca di alcuni fatti che non conoscevo. Ecco, forse per noi adesso questo concetto di patria a cui questi giovani si spendevano, no? Per il quale hanno anche corso molti rischi, hanno combattuto, noi che siamo ormai cittadini del mondo risulta difficile da comprendere. Io non credo che, almeno a parte il sovranismo, che però è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, non c'entra nulla, e quindi non si può assolutamente paragonare al nazionalismo, all'irredentismo di quell'epoca lì. Però forse per noi non è così facile riuscire a comprendere, almeno per me, questo sentimento di appartenenza così forte. Sarà perché come figlia di una profuga io faccio molta fatica col senso di appartenenza. Ecco, io ancora adesso, ma in tutte le situazioni, anche nei gruppi politici, io sono sempre un po' qua un po' là, non riesco mai a sentirmi parte di qualcosa, un motivo ci sarà, no? Profondo. Mi sento sempre un po' fuori, ecco, diciamo, fuori dal coro, ma è una cosa che forse non mi passerà mai, che devo dire.
Un'altra cosa invece molto interessante che ho notato anche in altri romanzi collegati a questo argomento, come per esempio La Zaratina, no? Di Silvio Testa. Allora sembra come che ci debba passare una generazione perché vengano raccontate le storie. Quindi i diretti protagonisti non lo fanno, i figli dei protagonisti non lo fanno, sono i nipoti che in qualche modo o vengono coinvolti a farlo, costretti quasi come Mirko in questo caso e Francesca, oppure come nel caso di Silvio Testa, che appunto i cui genitori sono di Zara, ha sentito dopo molto tempo il desiderio di raccontare questa storia. E lui lo dice anche: quando ero giovane e sentivo quelle poche volte che i miei genitori magari cercavano di raccontarmi quello che era successo, io dicevo non mi interessa, non voglio sapere, non voglio sentire, perché era forse troppo vicino anche, no? L'accadimento storico. Invece col tempo poi i nipoti cominciano a interessarsi, anch'io per prima, di capire, di leggere le lettere, di cercare la documentazione della famiglia, di andare a vedere i fatti nei libri di storia oppure scriverseli, come in questo caso. Ti sembra che sia un'analisi che abbia un senso questa? Sì, certo, perché i figli in realtà quello che fanno è quello di liberarsi dai genitori, no? Cioè c'è il processo di emancipazione dai genitori e quindi entrare nel loro passato, cioè significa non staccarsi da loro. Credo che sia molto difficile per dei figli entrare proprio nell'intimo dei genitori, è anche un po' irritante, no? Invece col nipote, tra il nipote e il nonno c'è di mezzo la storia, allora il nipote si sente meno pruriginoso a chiedere dei dettagli ai nonni, perché è come se fosse passato così tanto tempo e quindi è come un altro mondo e quindi allora si può andare in un altro mondo, invece quello dei genitori è troppo vicino. Penso sì che sia questo il motivo. Grazie. Oppure lo si fa molto da grandi, insomma. Grazie. Senti, siamo verso la fine, sì. C'è qualche cosa che non ti ho chiesto e che tu invece terresti a dire di questo romanzo? Che mi è piaciuto descrivere una Trieste molto fredda, perché Trieste è una città solare, è appunto dove si va al mare in ogni momento, dove ci si abbrustolisce al sole, dove si è sempre all'aria aperta, eccetera. E appunto questo aspetto solare, felice, allegro di Trieste che c'è assolutamente. Anche della gioia di vivere dei triestini, assolutamente, no? Che sono dei sì, gaudenti, sì, dei matti. Sì, poi insomma, sì, non hanno sicuramente, vabbè adesso non voglio generalizzare troppo, però diciamo così in allegria, e che diciamo si differenziano dai vicini friulani, perché noi siamo due regioni, sono due mondi completamente diversi. Sì, ma o anche dai veneti, perché diciamo che forse a noi manca un pochino questa etica del lavoro, nel senso lavora, ecco noi preferiamo andare in Carso a mangiare qualcosa, andare a fare una camminata, facciamo molto sport, i triestini sono molto sportivi, dunque ci sono tutti questi aspetti. Ed esattamente come i triestini non vogliono in qualche modo andare a grattare questo passato così fastidioso, ecco, io l'ho fatto, io sono andata proprio là e per rappresentare questo passato fastidioso su cui non si vuole parlare, ho rappresentato anche la Trieste meno piacevole, quella invernale dove soffia la bora, piove un sacco, c'è la neve, si gela, fa scuro presto. Ecco, in questo modo sì, è ed è una Trieste che esiste, anche questa, sì. Per fortuna in minima parte rispetto alle altre stagioni. Sì. Ultima domanda, la tua sensazione rispetto alla comprensione di questo romanzo, che appunto è così complesso, coraggioso e difficile, sei stata capita? Ma non lo so, credo che molte persone preferiscano non parlare di certi temi, credo che... Sei andata a toccare un nervo scoperto ancora? Sì, un pochino, senza fare polemica, e quindi nessuno ha potuto in qualche modo attaccarmi, perché non c'è nessuna polemica, certo, né niente.
e soprattutto non sto da una parte, quindi non sono ideologica, sono post-ideologica, cioè noi siamo tutti in un'epoca post-ideologica, dovremmo essere sereni nel guardare il passato, però credo sì, che continua ad essere una storia che non interessa molto, come tipo di storia dei confini orientali, ecco, questo sì. Bene, grazie. Grazie Abbiamo a voi. parlato del libro di Cristina Gregori, il romanzo L'ultima testimone, pubblicato da Garzanti in questa bella edizione cartonata. Non so se pensano di fare quella anche in brochure. Non lo so, non si sa. Non lo so ancora. Una cosa che non abbiamo detto è che questo romanzo è stato un successo del premio Calvino. Sì. Quindi ha trovato la pubblicazione proprio come libro, diciamo, di un'autrice inedita, che in questo modo ha trovato un editore anche molto, molto importante, quindi brava Cristina Gregorin. E grazie per questa bella chiacchierata. Grazie a tutti voi. Io ti lascio la copia di carta dove c'è la mia recensione, te la regalo. Perfetto, molto apprezzata, grazie mille. Grazie e un saluto da parte del nostro presidente, di Andrea Sperandio. Ciao, allora, intanto complimenti. Grazie. Complimenti per il romanzo che non ho letto, ma mi riprometto di leggerlo. Grazie. Quindi se ci sarà modo di rivederci anche all'interno di questa rubrica, non si sa mai, mi raccomando, interrogami. Lo farò, non mancherò. Allora, io ringrazio Annalisa Bruni e questa era ed è l'ultima puntata, chiamiamola così, di Incontro con l'autore. Questo ciclo primavera 2021 si conclude ufficialmente, diciamo, proprio oggi, e quindi che poi, tra parentesi, mancherebbe una puntata dedicata allo sport, che è quella che sostanzialmente si tiene invece il giovedì, e abbiamo pensato di chiudere, diciamo, in bellezza facendo questo ultimo incontro dedicato allo sport giovedì prossimo, che lo dico anche a chi ci segue, quindi giovedì prossimo alle ore 17 ci trasferiremo tutti al tennis club di Via Olimpia in centro a Mestre, conosciutissimo club del tennis, dove lì faremo i nostri incontri con i gruppi sportivi, con molti sportivi. Ci sarà la partecipazione del vice sindaco Andrea Tomaello, ci saranno i dirigenti del tennis club. Abbiamo pensato di fare questa cosa dovuta anche ai dati che ci sono venuti dopo la pandemia. Purtroppo lo sport è un po' crollato a livello di iscrizioni, di partecipazioni, di riprese delle attività, molti hanno mollato ed è un peccato, perché lo sport è molto importante, ci aiuta in tutti i sensi, soprattutto noi i giovani, diciamo. Quindi vi rinnovo questo appuntamento giovedì ore 17, chi verrà potrà stare con noi, ascoltare e vedere queste realtà anche più piccole, sportive, che non sono meno importanti. Ci sarà della Coca-Cola, dell'aranciata, delle patatine, quindi sarà un modo per far festa insieme. Io vi ringrazio ancora, un saluto e un ringraziamento in attesa di programmare la prossima stagione dedicata all'incontro con l'autore, e con Annalisa Bruni, se sarà sempre disponibile a darci questo aiuto. Volentieri. Grazie. Ho già un sacco di libri da proporre. Che bello. Tra l'altro se ci fosse la possibilità, magari anche con il calduccio, di stare all'aperto, si potrebbe fare qualcosa anche quest'estate volendo, però dipende dalla sede, se troviamo un posto all'aperto. Sì, sarebbe Perché bello, lo volevamo fare lo scorso agosto, ti ricordi? Sì, come se Libri si sotto le potesse stelle. fare, non so, fuori all'M9, Certo. perché mi stanno arrivando cose molto interessanti. Che bello. E ci pensiamo, allora i Vediamo. padroni a dirmelo, perché potrebbe essere un'opzione per stare anche insieme in agosto, perché presumo che tanti in vacanza non andranno, quindi le città ormai
ogni anno vediamo che si svuotano sempre meno e comunque vediamo, ci pensiamo e ci ragioniamo su. Io ringrazio ancora Cristina Grimalini, grazie veramente. Grazie. E complimenti ancora per il tuo romanzo. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata.